Gli euro che erano stati stanziati a favore del nostro territorio, sia della città di Venezia, ma anche della città metropolitana, erano di 55 milioni di euro, città metropolitana più privati. E a questi si devono sommare i soldi che invece erano stati assegnati alla città di Venezia, che erano 17 milioni di euro, per un totale di 72 milioni di euro. Questi sono della città di Venezia. 17 milioni che sarebbero dovuti servire a completare la cittadella della giustizia in Piazzale Roma in un progetto cofinanziato dal Ministero. Se il governo non farà marcia indietro, i cantieri si fermeranno. Non solo a Venezia, ma anche nei comuni che per la prima volta avevano potuto beneficiare dell'essere parte della città metropolitana, ricevendo 32 milioni di finanziamenti altrimenti riservati ai capoluoghi e destinati soprattutto alla riqualificazione delle stazioni ferroviarie. Molti di questi soldi erano stati stanziati da 13 sindaci della città, perché questi 72 milioni corrispondono a un progetto fatto in comune da 13 sindaci metropolitani che hanno visto coinvolto per le rispettive amministrazioni 500.000 abitanti, ma nell'intero sistema della città metropolitana siamo circa 850.000. I fondi destinati al Comune di Venezia ammontavano invece a 40 milioni per numerosi progetti che la cittadinanza attendeva da tempo, dalla videosorveglianza nelle stazioni ferroviarie, fondamentale per i progetti dell'amministrazione sulla sicurezza, al recupero del sistema dei forti di Mestre. Voglio soffermarmi su questo e su questo, perché questi due interventi vanno a completare due parti della città. Il Casino di Venezia, dove sapete che questa amministrazione da subito ha provveduto a coprire il buco del lido proprio in prossimità della struttura stessa, ma soprattutto nel rifacimento anche del piazzale. Questo finanziamento serve proprio per completare una parte della città, una parte importante. E la stazione di Porto Marghera, un punto nevralgico anche per il Mise. Lo stop allo sviluppo del territorio sarebbe dunque pressoché totale. Vista la gravità di quanto accaduto, annunciato dall'estero il sindaco Luigi Brugnaro, ho deciso di interrompere le mie ferie qualche giorno prima e di tornare in città già nei prossimi giorni per seguire la questione più da vicino, cercando un fronte comune con gli altri sindaci del territorio. La difesa degli interessi dei cittadini viene prima di qualsiasi cosa, perché è a loro e solo a loro che dobbiamo rendere conto. Qui c'è bisogno di rilanciare un'economia, c'è bisogno di rilanciare il lavoro, c'è bisogno di rilanciare l'occupazione e non è certo congelando fino al 2020, quindi lo troveranno applicazione poi nel 2021, che si favorisce una ripresa pubblica.